L'ombra della Combin sul campionato di Serie D Girone I. Coinvolto il Licata che tramite il patron Giuseppe Deni ha denunciato il tutto all'ufficio federale della Lega Calcio. Il presunto fattaggio sarebbe avvenuto alla vigilia del match di Rende di domenica scorsa, perso poi dai gialloblu con il risultato di 3-0. Noi abbiamo ritenuto come società di fare un esposto alla Procura federale per un episodio che definiremo increscioso. Sostanzialmente verso le ore 21 di sabato, prima della partita di domenica con il Rende, ho ricevuto una telefonata da parte di un mio dirigente, il quale mi metteva a conoscenza che durante l'arrivo della squadra, diciamo così, nella hall dell'albergo dove la squadra alloggiava, 2 giocatori tra i più rappresentativi erano stati, diciamo così, avvicinati da una persona, presumibilmente un dirigente del Rende, il quale gli fece alcune battute tipo: ma cercate di fare bravi domani mattino, e voi che ormai siete retrocessi, evitate, e poi l'anno prossimo faremo un discorso noi, potete venire a giocare qua a Rende, e cose di questo tipo. I dirigenti hanno intercettato questa situazione e hanno chiamato i giocatori hanno confermato quello che era successo. Diciamo che il dialogo tra questo dirigente, tra questo presunto dirigente del Rende e i giocatori è durato una ventina di minuti. I giocatori hanno messo a corrente i dirigenti del Licata del tono diciamo così, del dialogo, e io sono stato avvisato di tutto ciò. Ho dato mandato sia all'allenatore che ai dirigenti di valutare la possibilità anche di non far giocare i giocatori, però loro mi hanno convinto che i giocatori, avendo spiegato il tutto alla società, diciamo, non era il caso di non farli giocare, perché sicuramente loro avrebbero svolto il loro ruolo e con impegno nella partita dell'indomani. Siccome siamo persone, siamo dirigenti che chiamiamo il calcio nella sua profondità, abbiamo ritenuto questo increscioso episodio di notificarlo alla Procura federale. Adesso bisognerà attendere il decorso della giustizia sportiva. Nel frattempo, alla fine della stagione regolare mancano 7 gare e malgrado i 21 punti ancora a disposizione, il Licata è virtualmente retrocesso e il prossimo anno ripartirà dall'eccellenza. I punti di distacco dalla terzultima sono ben 14.